E magari non sarà nemmeno questa sera. Amici di Ferro Team, buonasera, sono io, la vostra Giulia Orbinati. Questa sera ci troviamo a Fossò, più precisamente in piazza, in questa splendida sagra, ma mi trovo in questo palco che stanno appunto allestendo per l'occasione, perché questa sera vedremo Fossò Chic, dove un sacco di brand, dal gioiello alla moda, alle spose, ai bambini e soprattutto ai capelli, ci regalerà delle emozioni incredibili. Questa sera vedremo musica, vedremo talenti, vedremo coreografie, vedremo abiti, vedremo gioielli, vedremo bellezza in ogni suo verso. Quindi mi raccomando, amici di Ferro Team, state connessi qua con me, come potete vedere su questo palco che stanno adeguatamente allestendo per la serata. Siamo con l'organizzatrice Cori e con la nostra splendida presentatrice, che poi a fine video conosceremo meglio. Ma ora andiamo a parlare con l'ideatrice, ormai per il secondo anno, di questa splendida manifestazione, la nostra Cori. Bene, io ringrazio tutti naturalmente a chi ci ha dato il permesso di fare tutto questo, ringrazio il pubblico qui presente, quelli che sono già arrivati, ringrazio Veronica perché è con lei che abbiamo praticamente ideato tutto, ringrazio le mie ragazze, tutto, non dico dalle maestranze fino alla fine, tutti quanti veramente che ci hanno permesso di fare questa serata che spero piacerà a tutti. Io ne sono più che sicura, perché io ho già avuto qualche piccolo spoiler, amici di Ferro Team, perché io ho assistito alle prove. Ne vedremo veramente per tutti i gusti e soprattutto cose anche molto particolari, perché Cori ha voluto portare anche varie diversità sul palco, quindi vedrete che resterete piacevolmente stupiti. Questo è poco ma sicuro. Poi io non l'ho ancora vista, ma so che ci ha dedicato anche una sorpresa per la serata, quindi ci vediamo alla fine di questa splendida sfilata con Fossò Chic. Grazie, buona serata a tutti, grazie mille a tutti, grazie. Benvenuti a Fossò Chic nella sua seconda edizione. Fossò Chic sotto le stelle, con questa bellissima arietta, stiamo benissimo tutti, ben arrivati, siamo molto liete di avervi qui. Da un'idea nata per dare risalto al paese di Fossò, l'ha voluta fortemente Cori e io subito mi sono messa al suo fianco, insomma ho accettato questo invito, siamo già alla seconda edizione e siamo state fianco a fianco per mesi, dobbiamo dire, ma siamo molto felici di dare questa, diciamo, passerella, questo palco appunto alle modelle e modelli grandi, piccini che sfileranno questa sera per questa occasione. Allora, sfileranno i negozi Simpatiche Canaglie di Jenny Mimo, Artigiani Orafi Associati di Fossò, Parrucchiera Cori, Little Princess di Sara Calzavara, Idea Sposa di Miriam Piazza di Legnaro, Albero di Carta di Deborah e Barbara, Alma di Roberta Di Dolo, Ottica dei Lazzari di Maria Grazia e Dance Activity di Davide Turrin. Farei un bel applauso a tutti i negozianti che hanno partecipato. Il make-up di tutte le modelle è stato realizzato da Coco French, make-up di Chioggia, di Corinne Gamboa e Giulia. Ricordiamo in questa occasione quanto è importante concedersi del tempo per prendersi cura di noi stessi. Tutte le acconciature che vedrete, non solo quelle della sfilata di Cori, ma sono state realizzate proprio da loro, dallo studio Cori con Veronica, Rebecca e Giovanna. Questo meraviglioso allestimento, un bel applauso sì, ad ognuna di loro, grazie, mi saranno felicissime. Questo meraviglioso allestimento è stato creato da Bottega dei Fiori di Irene Bressan, che ci tengo a presentare fin da subito. Da anni realizza allestimenti floreali per matrimoni ed eventi, unendo eleganza, creatività e cura sartoriale. Ogni dettaglio è pensato per raccontare emozioni con stile ed armonia. Grazie Irene per questo meraviglioso. Si esibirà in occasione di Fossò Chic il corpo di ballo Nadiras Ballet Dance Company della scuola Dance Activity di Fossò, coreografato dalla maestra Veronica Volpato. È un gruppo che danza in molteplici eventi di moda. Ospiti qui per noi i fratelli Bigardi di Verona, finalisti del Venix Talent Show, programma televisivo andato in onda su Canale Italia,
Sono due fratelli gemelli che poi vedrete insomma e faranno uno stacchetto speciale per voi, ospiti speciali questa sera. Nick Martin con il suo handpan che conosceremo più tardi e saremo accompagnati da Alessandra Zago, violinista che più tardi vi presenterò. Si ringrazia moltissimo il Comune di Fossò per l'appoggio che fin da subito ha dato per la realizzazione di questo secondo evento di Fosso Chic. Grazie, ringraziamo in maniera particolare il Sindaco Alberto Baratto, la Vice Sindaco Susanna Calore, la consigliera Roberta Maniero, che vi invito qui, se potete, insomma, sul palco con me. Così apriamo la serata assieme. Ringraziamo moltissimo anche l'associazione La Fenice, capitanata da Damiano Beltrame, che se ha piacere insomma poi lo ospiteremo qui sul palco per l'appoggio per la realizzazione di questo evento. Ecco qui il nostro sindaco, la nostra vice sindaco del comune di Fossò, onorati di avervi qui, grazie per supportare gli eventi. Prego, venite qui con me. Un bel applauso perché l'amministrazione si impegna costantemente per tenere vivo e attivo questo paese ed è meraviglioso. Sì, in effetti ci impegniamo molto proprio per tenere vivo il paese, ma devo dire che sei stupenda. Grazie. E anche le ragazze dietro sono davvero Miriam Spose e Artigiani Orafi Associati, Sfilocchio. Allora questa sfilata, questa serata nasce appunto l'anno scorso da questo entusiasmo di Cori di fare qualcosa per il paese e cresce sempre di più. L'anno scorso era il primo anno, quindi come si dice il rodaggio, invece quest'anno abbiamo voluto utilizzare la piazza sempre su richiesta di Cori perché ci fosse più spazio, perché ci fosse meno caldo, ma per fortuna abbiamo il tempo dalla nostra parte, quindi non è caldissimo come l'anno scorso. E è all'interno di tutte le attività della sagra di San Luigi, perché l'intento di questa amministrazione è proprio di dare la possibilità alle persone di uscire, fare una passeggiata e magari vedere un bello spettacolo. Quindi c'è l'area dello stand gastronomico, c'è il Luna Park e qui la piazza che è il centro del paese e che vogliamo animare perciò per quelle persone che magari non sono interessate al Luna Park e che appunto, come dicevo, hanno voglia di vedere qualcosa. Quindi abbiamo accolto con grandissimo piacere la vostra richiesta. Grazie, siete dei professionisti nel vostro campo che lavorano da tanto tempo. E un grazie particolare chiaramente a tutte le maestranze, al service, a tutti gli sponsor che sono fondamentali, sì. Allo staff che ha creato tutto allo staff, all'associazione La Fenice che si occupa di organizzare questi eventi della Sagra di San Luigi, insieme al calcio, alla parrocchia, alla Ovenis, insomma la pallavolo, la Proloco. Sono tante le associazioni che mettono a disposizione della cittadinanza il loro impegno e i loro volontari, perché davvero dietro c'è tanto lavoro, e per questo mi permetto di chiedervi di essere più clementi, perché delle volte le parole sono macigni e quando si fanno le manifestazioni dovete pensare che c'è dietro una persona, tante persone che lavorano e che cercano di fare il meglio. Ecco, questa è una richiesta che faccio proprio a cuore aperto perché so quanto lavoro c'è dietro all'organizzazione degli eventi. Quindi grazie a voi per tutto quello che fate e adesso cedo la parola al mio sindaco. Sindaco che sarà brevissimo. Innanzitutto buonasera a tutti, voglio chiamare terrorizzata Corinella qui vicino a me. Eccola, okay. Lei che voleva fare solo l'ultima uscita certo e invece il sindaco l'ha portata qui sul palco fin da subito. Perché vedere dei professionisti, perché di questo stiamo parlando di Corinella, stiamo parlando di te Veronica, grazie, ma anche tanti altri, di Sara, non li conosco tutti ma penso ad Alessandra Zago col violino, sì, cose da brividi. Vedere dei professionisti che si uniscono, sono un po' le eccellenze anche a livello culturale, perché arte è anche cultura, che ci regalano emozioni, ci regalano
bellezza, e quindi a un certo punto ci date la possibilità di stare tutti uniti assieme e goderci questa serata fra di noi, anche se ci sono persone che vengono da fuori, però le eccellenze del nostro paese sono qui stasera riunite per regalarci veramente delle bellissime emozioni. Grazie a tutti, grazie Cori. Si può dire l'unione fa la forza. Grazie infinite per le vostre parole, ve ne siamo grate. Grazie alla vice sindaco Susanna Calore e al sindaco Alberto Baratto. Bene, che dire, possiamo proseguire? Poi la cosa bella è che anche i ragazzi di questo paese possono insomma mettersi in mostra, fare una bellissima esperienza qui insomma per tutti voi. Direi che possiamo iniziare con la sfilata, sì? Apriamo le danze con il gruppo Dance Activity, corpo di ballo che si distingue in diversi eventi, e poi andremo direttamente con la sfilata di artigiani Orafi associati. Quindi, siamo pronte? Pronte per partire? Bene, a più tardi. Grazie.
meraviglia, che gioielli stupendi! Artigiani Orofi Associati, negozio di Fossò dove l'eleganza e il dettaglio incontrano la tradizione. Però io vi devo far osservare quella meravigliosa luna perché è veramente stupenda. L'abbiamo vista tutti stasera? Wow! È un regalo! Ora entriamo nel vivo della serata, nella parte più accesa con i bimbi. Jenny Mimo, negozio storico di Fossò, veste dalla taglia 0-16 anni, sempre pronta a seguire le tendenze proposte dai suoi marchi. I piccoli modelli sfileranno con outfit everyday abbinati anche agli zaini del negozio Albero di Carta di Fossò di Deborah e Barbara. Albero di Carta libera la creatività.
visto la loro sfilata. Siete stati bravissimi, wow! Complimenti! Passiamo ora all'abbigliamento al femminile. Sara, consulente di moda, con le sue collaboratrici Valentina e Maria Zena, crea l'outfit adatto a te e si distingue proprio per questo. Questa sera proporrà capi di abbigliamento casual da indossare tutti i giorni ed eleganti per le occasioni speciali. La cosa meravigliosa è che si può andare lì, prenotare, riservare il negozio, poi vi fa provare insomma i diversi outfit da provare. Bene, prima apriamo con il corpo di ballo Nadiras Ballet Dance Company. The night pulses under my skin. You look at me, but you say nothing. And every heartbeat is a secret. I move slowly through the crowd. You're right there, but seem far away. Every step you take is a challenge. Every glance a promise. Tell me, this isn't just a game, that there's something worth saving. But your silence is louder than 1,000 shouted words. Under my skin, flows the rhythm that holds us close. Between the lights and the shadows, we're a fire that never fades. Under my skin, we're the sound that never lies. Whether it's love or just desire, we'll find out slowly. Your scent confuses me, like a synth that hums so soft. And every note that grazes me is a memory coming back. Tell me, it's just for tonight, that tomorrow will be real. But your gaze is a riddle that I can decode. Under my skin, flows the rhythm that holds us close. Between the lights and the shadows, we're a fire that never fades. Under my skin, we're the sound that never lies. Whether it's love or just desire, we'll find out slowly. And if the night leaves us lost, give me at least your breath, a heartbeat true that takes me far from here. Under my skin, flows the rhythm that holds us close. Between the lights and the shadows, we're a fire that never fades. Under my skin, we're the sound that never lies. Sotto luci che non dormono mai, ti ho visto sfiorare un altro sguardo e il mio cuore ha perso il beat. Cammini come se il mondo fosse tu. Io resto fermo ma dentro corro. Ogni tuo passo è un colpo al petto e non so più se voglio restare o andare. Dimmi che è solo un gioco, che non c'è niente da capire, ma il tuo sorriso mi tradisce e io non riesco a mentire. Questa
Questa notte di vetro si spezza su noi, tra le ombre del club e i sogni che poi non tornano indietro, non chiedono mai se amore o solo gelosia. Ma tu sei il ritmo che mi manca, ogni sguardo che non è mio è una nota che stona nel cuore. Dimmi che è solo un momento, che domani sarà diverso, ma il tuo silenzio suona solo, che mi lascia senza fiato. Questa notte di vetro si spezza su noi, tra le ombre del club e i sogni che poi non tornano indietro, non chiedono mai se amore o solo gelosia. E se ti perdo in questo beat, lasciami almeno un ricordo, un frammento di noi che non svanisce all'alba. Questa notte di vetro si spezza su noi, tra le ombre del club e i sogni che poi non tornano indietro, non chiedono mai se amore o solo gelosia. Ma che meraviglia! Dal casual all'elegante, Little Princess di Sara. Molto bene, ora proseguiamo con una capsule totalmente differente, sportiva. Dance Activity di Fossò è una realtà affermata sia nella danza che nel fitness, rappresenta le nuove tecniche di allenamento sia nel campo del fitness, della ginnastica, del pilates, con molti corsi suddivisi di intensità a cura del dottor Davide Turrin, che nel campo della danza a cura della maestra Veronica Volpato. Qui vedremo un corner appunto di Dance Activity abbinato, quindi sarà questa capsule, assieme a Maria Grazia, Ottica De Lazzari, che è qui davanti, con i suoi meravigliosi occhiali. Ci tengo a dire che per Maria Grazia quest'anno sarà il 30° anniversario, 30 anni di attività proprio qui a Fossò, penso un bel traguardo, che dice anche l'amministrazione comunale, è un orgoglio, una bella soddisfazione. Lei è molto felice, oltretutto non stanca nonostante i 30 anni, poi magari insomma la ospitiamo qui, però intanto complimenti Maria Grazia. Bene, direi di dare il via al defilé del corner Dance Activity con Ottica De Lazzari. Yo, il sole picchia, la città si sveglia, occhiali scuri, musica che brilla, benvenuto dove il tempo si ferma e il ritmo ti prende senza chiedere permesso. Scendo dall'aereo con il vento in faccia, palme che danzano, gente che abbraccia, la spiaggia chiama, il beat risponde e ogni passo è un film che si confonde. Qui non si dorme, si sogna ad occhi aperti, tra mojito e sorrisi sinceri, la notte è giovane, il cuore è in festa e il mondo gira al ritmo della mia testa. Paradiso in sneaker sotto il cielo blu, ballo con la luna, non mi fermo più. Questa città mi parla, mi chiama per nome e ogni angolo è un party che esplode. Gialli, graffiti sui muri, nei club si mescolano i futuri, DJ che suona come fosse magia e la gente vibra come un'armonia. Qui non si corre, si vola leggeri, tra sogni tropicali e pensieri veri. La notte è un viaggio senza destinazione e il beat è la mia unica direzione. Paradiso in sneaker sotto il cielo blu, ballo con la luna, non mi fermo più. Questa città mi parla, mi chiama per nome e ogni angolo è un party che esplode. E se domani torno alla realtà, porterò con me questa libertà, un ricordo che
vedremo anche più tardi. Passiamo ad un momento ora di presentazione delle Miss, di alcune delle Miss, perché altre sono altrettante modelle, di Miss Riviera del Brenta, un concorso che nasce nel 2015 come raccolta fondi per il tornado che ha colpito la Riviera e che ha visto Pianiga come comune più colpito. Una splendida edizione, quella del 2015, che ha visto la vittoria di Narcisa Barbutta, Miss Riviera del Brenta 2015. E quest'anno è appunto il 10° anniversario, quindi si festeggia in questo 2025. Se c'è qui Renato, poi lo cogliamo sul palco. L'anno successivo, nella splendida cornice di Villa Whitman a Mira, fu eletta la nostra seconda Miss Giulia Zancato, Miss Riviera del Brenta 2016, residente proprio qui a Fossò, per poi proseguire con tutte le altre fino all'attuale Miss Riviera del Brenta in carica Erika Grigio. Erika ha aperto le partecipazioni alla regata storica di Venezia in rappresentanza della Riviera del Brenta e molti altri eventi. Il prossimo 9 agosto a Villa Marchesini, municipio di Campagna Luppia, si terrà la finalissima per decretare la nuova Miss 2025. Il 7 settembre la nuova Miss sarà ospite della GS Voga alla Veneta Riviera del Brenta e qualche giorno prima la nuova Miss assieme alle finaliste saranno ospiti, grazie ad un noto regista, alla Mostra del Cinema di Venezia. Quindi sicuramente bellissime opportunità queste. Grazie Renato, grazie a Miss Riviera del Brenta che organizza tutto questo. Bene, ora ve ne presento una ad una, sono pronte le Miss? Intanto Renato, vuoi venirci a salutare? Sul palco, dai! È il 10° anniversario, è una cosa meravigliosa questa. Oltre a loro ci sono anche altre modelle che presenteremo dopo, come altri modelli che avete visto. Benissimo, allora prendo il microfono, te lo porto io. Caro Renato, cosa ci racconti? Ma che meravigliose queste Miss! Sono stupende, complimenti. Buonasera Fossò, buonasera a tutti. Intanto bravissima. Grazie. Molto brava. Sì, è il 10° anno, siamo nati ahimè con una infausta ed infelice, diciamo, occasione, quella del tornado che ha colpito appunto, ha ferito la nostra Riviera del Brenta, una delle più splendide, diciamo, per me almeno, aree del nostro Veneto. Quella volta c'è stata una corsa alla solidarietà, anche noi in occasione appunto di quell'evento abbiamo voluto, facciamo una Miss e doveva essere quella volta una tantum, invece poi le amministrazioni hanno detto no, è bello, continua, quindi il concorso ha preso la piega di portare la Riviera del Brenta in giro per il Veneto e tutte le altre località turistiche qui, e quindi c'è questo connubio, questo ponte ideale tra la Riviera del Brenta e le altre località turistiche. Questo scambio meraviglioso. Esatto, devo dire che funziona molto. Qui vedrete tutte le nostre, alcune delle nostre finaliste. Ci tengo a precisare, qui avete tutta la regione Veneto, manca solo la provincia di Belluno, ma ci sono tutte le altre 6 province rappresentate, quindi sono molto orgoglioso di questo, come veramente, permettimi di dire, sono molto orgoglioso delle mie ragazze, perché da quel poco che vedo le tengo d'occhio e sfilano davvero bene. Devo essere sono tutte molto brave, anche le formazioni brave. Le abbiamo fatte oggi, sono state bravissime, adesso vedremo tutto il resto. Veramente, grazie. Quindi tenete conto che hanno appena iniziato, quindi sono... E niente, grazie mille per sostenere Miss Riviera del Brenta, ma soprattutto per sostenere il commercio dei paesi, perché ricordiamoci che è l'ossatura di ogni paese. Grazie davvero all'amministrazione di Fossò, perché so che è in buone mani il paese di Fossò. Grazie mille. Grazie infinite Renato per le tue parole, te ne siamo grati, ancora complimenti e grazie per essere venuto qui. Devo dire che le ragazze fin da subito, nonostante la lontananza per alcune, hanno accettato questo nostro invito. Bene, ora le vediamo sfilare. Siamo pronti? Il nostro DJ è super pronto. Iniziamo con lei, Miss Riviera del Brenta, Erika Grigio.
sotto le luci, sotto il cielo. Questa notte brilla solo per loro. Passi decisi sulla passerella, splendono come stelle una più bella. Camminano forti con il cuore acceso, un sogno che vola, un fuoco sospeso. Miss Riviera, Giulia Zancato, Miss Riviera del Brenta 2016. puro talento. Tu sei unica, tu sei splendida, lascia il mondo guardare, sei magnetica. Brilla forte, fai sentire la tua voce, sei la diva che danza sotto mille luci. Miss Riviera, tu sei magia. Andiamo con Alessia Dementato, Miss Serenissima 2021. Vogliono vivere un'emozione che fa il cuore vibrare. Sorrisi che accendono. Continuiamo con Marianna Cordani, Miss Colombina. Regine della bellezza e dell'eleganza, ogni sguardo un'onda che danza. Questa notte è tua, vola su quel palco, lascia che il ritmo ti porti più in alto. Miss Riviera, è il tuo momento, lascia il mondo senza fiato nel vento. Continuiamo con Gioia Cavallari, Miss Stand Beach Club. Follia, sei sogno che tutti vogliono vivere, un'emozione che fa il cuore vibrare. E quando il sipario scende, Chiara Quintanato, Staff, Miss Riviera del Brenta. Miss Riviera, la tua energia rimarrà per sempre pura poesia. Alessia Corrò, Staff, Miss Riviera del Brenta. Sotto il cielo di Venezia, la luna danza sul mare. You walk with grace, hearts racing, no one can compare. Meravigliose ragazze, meravigliose. Claudia Callegaro, Miss Veneta Festa. Anna Peraro, Miss Carrozzeria Daniel Tamiazzo. You're the dream, you're the magic, purity delight. Golden lights, shining bright, brilli come il sole, pura meraviglia. Walk with fire, fly. Miss La Cucina di Crema. Camilla Busato, Miss Fioreria Villa Katia. Sulle strade della storia, un nuovo sogno si fa realtà. You own the stage, confidence like Elisa Genache, Miss Farmacia Campagna Luppia. luci brillano solo per te. Walking strong, feeling free, wild and free. Beatrice Tessari, Miss Studio Fisioterapico Pesce Renano. Tonight, il vento sussurra il tuo nome. Hold your head up, shine so bright. Questo momento è solo tuo. Aurora Segato, Miss Techno Tire. Bright, brilli come il sole, pura meraviglia. Walk with fire, fly higher. Miss Riviera, you inspire. So keep on shining, never stop. Mazzucchelli, Miss Autofficina MJ. This is your night, your time to rise. Miss Riviera.
Più tardi. Tra loro sfileranno per l'evento Emma, Linda, Rachele, Giulia, Miriam, Alice, Matteo e Fabio e Matteo, che vedremo tra pochissimo, perché ora è arrivato il momento dell'uscita più romantica e oltre a questo ci sono degli intrattenimenti speciali che ospiteremo qui sul palco. Idea sposa by Miriam, dove ogni abito racconta una storia d'amore. Ora il défilé dell'atelier che dal 2006 veste i sogni delle future spose con eleganza, passione e stile. Situato in via Romea 71 a Legnaro, il loro atelier è da quasi 20 anni un punto di riferimento per chi cerca abiti da sposa unici, creazioni sartoriali su misura e soluzioni raffinate per ogni occasione speciale. Oggi vi porteranno in un viaggio fatto di tessuti pregiati, dettagli romantici e tagli impeccabili. Vi farete insomma emozionare e sognare. Le spose sono accompagnate dallo sposo vestito da Alma di Dolo, negozio di Roberta, ex Saxi. Negozio di abbigliamento, uomo, donne e accessori presente a Dolo fin dagli anni 80, quando era conosciuto appunto come Saxi. Dal 2009 è Roberta ad accogliere i clienti, cercando di soddisfare le esigenze che siano per occasioni speciali, per lavoro o per semplice piacere nel vestirsi. Quindi insomma seguite tutti questi negozianti che hanno sicuramente delle ottime proposte da farvi per ogni occasione. I found you on an ordinary day among 1,000 voices and careless steps. That moment on, every second carried your name in all my thoughts. We walk slowly beneath the sky. No rush, no words, the world can spin too fast. But here we remain in the silence of the heart. I feel you still, like a photo that never fades. Every gesture you make is a poem I never need to write. We walk slowly beneath the sky. No rush, no words, the world may change tomorrow. But here we remain in the silence of the heart. I feel you even stronger, like the wind that gently moves the autumn leaves. In the silence of the heart, I keep you close to me, and it doesn't matter where we go, as long as you're here. And if the night wraps us in stars, I promise I'll have no fear, 'cause every dream I hold carries your face. In the silence of the heart, I feel you even stronger, like the wind that gently moves the autumn leaves. In the silence of the heart, I keep you close to me, and it doesn't matter where we go, as long as you're here. Ooh.
nato in un giorno qualunque, tra mille voci e passi distratti, e da quel momento ogni istante ha preso il tuo nome nei miei pensieri. Camminiamo piano sotto il cielo, senza fretta, senza parole. Il mondo può girare veloce, ma noi restiamo qui. Nel silenzio del cuore ti sento più forte, come il vento che accarezza le foglie d'autunno. Nel silenzio del cuore ti tengo con me, e non importa dove andremo se ci sei tu. Hai sorriso, il tempo si è fermato, come una foto che non sbiadisce. Ogni tuo gesto è una poesia che non ho bisogno di scrivere. Camminiamo piano sotto il cielo, senza fretta, senza parole. Il mondo può cambiare domani, ma noi restiamo qui. Nel silenzio del cuore ti sento più forte, come il vento che accarezza le foglie d'autunno. Nel silenzio del cuore ti tengo con me, e non importa dove andremo se ci sei tu. E se la notte ci copre di stelle, ti prometto che non avrò paura, perché ogni sogno che ho ha il tuo volto. Nel silenzio del cuore ti sento più forte, come il vento che accarezza le foglie d'autunno. Nel silenzio del cuore ti tengo con me, e non importa dove andremo se ci sei tu.
che meraviglia, quanta eleganza, lo facciamo un bel applauso. Non solo i negozi ma anche i modelli per come hanno sfilato, come hanno accompagnato, indossato i vestiti, wow, quanta magia. Ora ci spostiamo alle acconciature. Le modelle presenteranno le creazioni realizzate appositamente per questo evento da Cori, Giovanna, Veronica e Rebecca di Cori, parrucchiera di Fossò. Esperienza, serietà ed attenzione alla cura e alla bellezza di tutte le clienti e non solo, anche benessere grazie ai trattamenti rilassanti cutanei studiati appositamente per il relax delle clienti. Da 12 anni è specializzata sull'infoltimento dei capelli, togliendo il disagio del diradamento. La sfilata di questa sera è totalmente improntata sull'allungamento dei capelli, lunghezze e fantasia. Un bel applauso a Cori che ora vi stupirà tutti. Un momento prezioso accompagnato da Niccolò con il suo handpan, accompagnato a sua volta dal corpo di ballo Oriental Princess guidato dalla maestra Veronica Volpato. Nick Martin, nato come batterista e percussionista, negli anni ha esplorato la fusione dei ritmi tribali, celtici e sonorità antiche, mescolandoli con elementi moderni per creare un viaggio sonoro unico attraverso l'uso di handpan, didgeridoo e digital electronics. Questa sera Nick Martin tornerà alle origini dell'handpan suonandolo in solo e senza alcun abbellimento, puro nella sua unicità, come l'ha voluto Corinella. Non sempre si vedono questi artisti suonare per eventi, quindi siamo veramente onorate di averlo qui, ma sempre con quello stile percussivo e intricato che contraddistingue la sua musica. Buona visione!
Ma che meraviglia! Che bella melodia! Grazie a Nick Marken. Nick Marken, è giusta? Perfetto, è tutto difficile, il nome, la presentazione, ma grazie per essere stato qui, per aver accontentato la nostra Cori, che accogliamo qui sul palco. Corinella! Microfono, cartellina, c'è tutto. A tutti, buonasera. Tanto ringrazio tutto il pubblico perché senza di voi non ci sarebbe neanche stata la serata. Poi ringrazio Veronica, che lei che mi ha aiutata in questa, mi ha aiutata in questa serata. Voglio con me Giovanna, Veronica e Rebecca, che sono le mie ragazze che hanno lavorato con me e hanno realizzato queste acconciature, questo meraviglioso vestito di capelli che indossa la Giulia Zancato, e ringrazio la mia amica Marilena Boscaro, che io ho lanciato l'idea e lei ha ideato il tutto. Ringrazio comunque le ragazze che non sono modelle ma sono semplici clienti, ma sono bellissime ragazze: Giulia, Rachele, Miriam, Alice, Emma e Linda. Sansone che ha fatto i giochi di luce molto belli, le fiamme, le bolle, e Nicolò, che io voglio qua con me, Nicolò, perché è una bravissima persona che ho conosciuto ed è veramente un carissimo ragazzo al quale auguro il meglio del meglio, perché è bravo, una bella persona, pulita, veramente. Un artista con la A maiuscola, si può dire. Hai ragione. Perciò lo ringrazio vivamente perché ha esaudito un mio grande desiderio, perché a me la sua musica piace tantissimo. E credo che ora te ne toccheranno altri, quindi preparati. Comunque grazie per questa serata, grazie a tutti, grazie agli organizzatori, cioè quelli che ci hanno dato la possibilità di essere qua, il comune, l'amministrazione, il signor Renato. Signor Renato, grazie a tutte le modelle comunque che hanno spilato, tutte le miss che sono state bravissime, e non so, forse ho dimenticato qualcuno, ma scusatemi. Grazie a tutti, anche alle maestranze che hanno montato il palco, la pedana, tutto quanto. Grazie mille, grazie a tutti e buona serata, grazie. Grazie Cori, è stato meraviglioso creare tutto questo assieme. Allora, ringrazio molto anche TJ Service, capitanato da Luca Pavaretto, i fotografi Giuliano Marcato, Carlo Dalla Schiava, insomma poi c'è Paolo Fulese, ce ne sono anche altri. Grazie infinite per essere qui. I videomaker Mario Bonesi, Giulia, Monica, che sono state nel backstage, Davide ed Antonio che hanno contribuito a realizzare tutto questo. Ringrazio molto il corpo di ballo di Dance Activity, se vogliamo salire sul palco poco a poco, i fratelli Bigardi, Nick Marken che è qui con noi. Ringraziamo ancora nuovamente per aver reso possibile tutto questo il comune di Fossò, il sindaco qui presente Alberto Baratto, la vice sindaco Susanna Calore, la consigliera Roberta Maniero. Ringraziamo nuovamente l'associazione La Fenice in persona di Damiano Beltrame, che prima l'ho visto, se è qui in zona lo vogliamo sul palco. Dove sei Damiano? Lui che coglie sempre, diciamo, le proposte di questi eventi. Se sei qui, avvicinati a noi. Le truccatrici Corinne e Giulia, Giovanna, Veronica, Rebecca, insomma di Parrucchiera Cori che abbiamo già visto, le collaboratrici, DJ Mattia, DJ Matt per le musiche, Andrea Sansone per gli effetti speciali, e direi di chiamare qui le artefici di questo defilé, quindi Miriam Spose di Miriam Piazza, rappresentata dalle sue collaboratrici. Un bel applauso, avvicinatevi. Artigiani Orafi Associati, ecco le collaboratrici di Miriam Spose, andate a prendervi gli applausi, avete portato dei vestiti meravigliosi. Artigiani Orafi Associati di Fossò, eccole.
fatevi vedere. Noi vi vediamo sempre dietro al bancone in negozio, eccole qui, meravigliose. Se volete dire qualcosa, super attivo. Ringraziamo tutti e anche le modelle che si sono prestate. Irene di Bottega dei Fiori, grazie a voi. Jenny di Simpatiche Canaglie, vogliamo vedere questi vostri volti. Ringraziamo Deborah e Barbara dell'Albero di Carta. Jenny? Tutte le miss, i modelli, i ballerini presenti che hanno reso possibile Fosso Chic, i veri protagonisti. Eccole qui, la Bottega di Fiori di Irene Bressan con le sue collaboratrici. Venite avanti ragazze, fate un po' un'apertura che facciamo vedere. Irene, fai vedere il tuo volto. Oh, eccola, vai con le tue collaboratrici. Con queste pampas meravigliose, queste rose nuove oltretutto. Anche questa è scena, anche questo è stile. Deborah, venite, venite. L'Albero di Carta, prego. Le conoscete, giusto? Libri, cartoleria, una grazie per la cartoleria di paese. Grazie. Abbiamo chiamato tutti, Alma, Roberta di Alma. Eccola qui, subito accettato l'invito per vestire i nostri ragazzi. Grazie a te per essere qui. La nostra Alessandra Zago. Grazie Barbara, Deborah, Alessandra. Ho saltato qualcuno? La Sara, Little Princess, dov'è Sara? Con Valentina, Letizia e Maria Zena. Eccola, che ha vestito tutte queste modelle con questi outfit nuovi. Vai Sara. Grazie. Che meraviglia. Siete stati tutti meravigliosi, grazie, ci vedremo l'anno prossimo, grazie a tutti voi per essere qui presenti, per aver accompagnato insomma e per essere venuti a vedervi la sfilata Fosso Chic. Seguite tutti i negozi perché sicuramente insomma a tutti fa piacere, quindi cercateci, seguiteci, vi auguriamo buona serata e siamo molto felici di... Grazie Susanna! Grazie di cuore, grazie, lo apprezzo molto, è sempre un grande piacere insomma rappresentare qui questo meraviglioso evento. Ci facciamo una bella foto tutti assieme? Tanto di fotografi ne abbiamo un sacco, no? Quindi, bene dai, qualcuna su, qualcuna giù, le tribali per terra. Cori, dove sei? Cori? Amici GD Ferro Team, qua a Fosso Chic, direi che è tutto. Come potete vedere ci stanno letteralmente smontando il palco sotto i piedi. Ma io sono qui con la splendida presentatrice della serata che, per i più attenti, coloro che ci seguono da più tempo la dovranno conoscere perché questa donna, oltre a essere una donna che ha un suo lavoro, una sua famiglia, tutto quanto fa, l'insegnante di danza con una sua scuola di danza, la presentatrice, l'insegnante di portamento, cosa non fai nella vita? Beh, oddio, intanto grazie per questa intervista, ne sono onorata. Devo dire che ci sono tante cose che ancora non faccio nella vita, però mi soffermo in queste, mi concentro in queste e cerco di farle al mio meglio. Beh, direi che ti riescono veramente alla perfezione. Le Grazie. tue ragazze, le tue ballerine penso siano spettacolari. Noi su GD Ferro Team le abbiamo già portate sul nostro canale, appunto su Miss Riviera del Brenta già dall'anno scorso. E bisogna dire che in ogni ballo danno veramente quel qualcosa in più, sono veramente molto brave. Anche tutte le coreografie che sono state preparate questa sera sono state veramente magnifiche, ma soprattutto anche tutte le nostre miss e le nostre modelle che hanno sfilato. Bisogna dire che è stata una serata di un gran successo. Sì. Grazie di cuore, tantissima arte in scena, tutte molto professionali, brave. Sì, assolutamente. Bellissimi anche i bambini, io sinceramente mi sono anche commossa perché comunque... C'era anche mio figlio in mezzo. Ma erano bellissimi, erano bellissimi. Sai che poi io ne ho una a casa piccolina, quindi
mi ci commuovo sempre. Però una menzione d'onore va fatta anche allo splendido artista che abbiamo avuto Nick Marken. per la sfilata appunto dei parrucchieri, che io li avevo sempre visti tra virgolette per strada, che non hanno mai avuto un loro posto su un palco, e secondo me questa sera qua a Misteria del Veneta abbiamo aperto le porte per questo tipo di arte, che sinceramente non la toglie ai DJ che servono sempre, ma questa è un'arte dal vivo che secondo me oltre ai classici violini ed orchestre questa andrebbe aggiunta. Assolutamente sì, siamo abituati a vederli appunto in strada tante volte, però l'abbiamo voluto fortemente per questo evento, per iniziare appunto a dare anche degli accenti differenti insomma durante la sfilata. Poi perfettamente adatto anche con la sfilata. Va detto che quando la ragazza si è tolta e ha fatto vedere il vestito di capelli, a me è venuto un attimo un magone, che ho detto quanto ha fatto lo scalpo per poterlo realizzare. Poi alla fine ovviamente ricordiamo i CG del Team sono extension assolutamente, che sapete sì. che con il nostro amato YouTube dobbiamo sempre specificare sono extension, quindi capelli sintetici, non vi preoccupate. Io direi che con questa splendida presentatrice, con questa acconciatura molto particolare, sì. che fatta da appunto Cori, è stata fatta da Cori per l'occasione, e l'abito invece Idea Sposa di Idea Miriam Sposa, è e stupendo. gioielli di Spagnola Fia Associata. Quindi anche la presentatrice doveva sfilare, secondo assolutamente me, no. anche lei era completamente ingioiellata per l'occasione. Io direi che con questa splendida donna è tutto, e ci vediamo il prossimo anno qua a Fosso Chic. Assolutamente sì, ne sono super onorata. Vi e ringrazio. noi di Faro Team cercheremo assolutamente di non mancare per questo splendido evento. Buonanotte e alla prossima! Grazie.